Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Avremo come sempre i collegamenti con le nostre redazioni, giornata di cronaca, lo sappiamo, giornata di passaggio, possiamo dire, anche verso un fine settimana in cui ci saranno tantissimi eventi sul territorio, l'ennesimo banco di prova per capire se questo Green Pass, questa normativa anti-Covid sta funzionando oppure no. Vediamo dai dati dei giorni scorsi che comunque l'aumento dei contagi non c'è, l'aumento della pressione sulla sanità non c'è, non ci sono neppure problemi grossi con le terapie intensive che restano sostanzialmente ferme, quindi secondo le istituzioni, secondo gli addetti ai lavori, questo è merito di una campagna vaccinale molto importante, è merito di una gestione del Green Pass altrettanto importante, quindi vedremo cosa succederà quando arriverà l'autunno, quello vero. Sappiamo che le malattie vanno un po' di pari passo con le stagioni, è difficile spiegarlo così, ma in un certo senso il Covid ha una valenza anche stagionale, quindi bisognerà vedere quando la stagione si farà un po' più brutta, per così dire, se rimarranno questi dati o meno. Noi saremo qui per raccontarvelo. Adesso cominciamo immediatamente il giro dei nostri collegamenti. Andiamo a Padova, dove c'è Valentina Visentin che ci ragguaglia su un'importantissima conferenza stampa che c'è stata questa mattina, riguarda la politica, riguarda la cronaca. Noi abbiamo già un video di questa conferenza stampa, lo facciamo vedere mentre Valentina ci racconta. Valentina, buongiorno, che cos'è successo? Buongiorno Ferdinando, operazione Candidopoli, questo è il nome appunto di questa operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Padova, del comando di Este e coordinata dalla Procura di Rovigo. Candidopoli perché? Perché ha sgominato un nascente movimento politico, il movimento L'Altra Italia, che nel corso delle elezioni amministrative 2019 e 2020 aveva presentato nei comuni sotto i 1000 abitanti, quindi quei comuni molto piccoli per i quali la normativa elettorale vigente prevede una procedura semplificata per la presentazione delle candidature, aveva presentato delle liste false candidando delle persone completamente ignare di essere state appunto candidate al consiglio comunale di questi comuni. Perché è partita dal Veneto? Perché l'indagine è nata appunto da un servizio giornalistico che raccontava della presenza di questa lista elettorale in due piccoli comuni del Padovano. Stiamo parlando di Vighizzolo d'Este e di Barbona, due piccole appunto comunità al di sotto dei 1000 abitanti, dove il candidato sindaco era di un'altra provincia, anzi di un'altra regione, perché era pugliese. Infatti la gran parte delle persone che sono state denunciate dalla Guardia di Finanza, e per 5 di loro sono scattate anche delle misure restrittive, sono delle persone che vivono in Puglia, tra le province di Foggia e di Lecce, anche se tra le 5 persone sottoposte a misure restrittive dell'obbligo di firma e della sospensione dalla carica di consigliere comunale c'è anche un soggetto rodigino che è stato eletto a consigliere comunale a Barbona, e sostanzialmente grazie a questa carica che lui aveva ottenuto per una manciata di voti era stato eletto, e grazie a questa carica ha autenticato delle firme false utilizzate poi da questo movimento per presentare un po' in tutta Italia, perché alla fine l'indagine si è estesa a tutto il territorio nazionale, ha usato la sua firma per autenticare le firme false e presentare queste liste in comuni d'Italia. Singolare è il caso di Posina, un comune nel Vicentino, quando è stato chiamato il primo della lista di questo movimento perché era stato eletto in consiglio comunale, ha risposto una persona con un'invalidità al 100% e completamente ignara di essere stata candidata per il consiglio comunale. Perché faceva questo movimento? Perché voleva visibilità, e proprio grazie anche poi ai servizi giornalistici, ma anche appunto alle
a questa indagine il movimento ha una visibilità e soprattutto ha avuto la possibilità di sedersi al tavolo anche con i partiti, vantando appunto dei consiglieri eletti in più comuni d'Italia. E poi c'è anche il discorso, perché in un caso è stato rilevato, perché ovviamente i finanzieri hanno setacciato le chat WhatsApp attraverso le quali avvenivano le comunicazioni di questo movimento, in un caso anche per ottenere i cosiddetti rimborsi elettorali, quindi i permessi dal lavoro che poi invece venivano pagati e retribuiti con i permessi elettorali. Valentina, allora, intanto questa è una prima infarinatura, poi nei telegiornali dei nostri emittenti questa sera capiremo bene che cosa è successo. Sappiamo che c'è un'altra conferenza stampa in corso, ma di quella parleremo poi magari con Guido Barbato, che si sta occupando, dovrebbe essere, della direzione investigativa antimafia, quindi giornata di comunicazioni davvero pesanti, davvero importanti a Padova. Prima di lasciarti andare ti chiediamo se abbiamo già della cronaca padovana per oggi. Sì, abbiamo più che una notizia di cronaca, una notizia che riguarda l'omicidio-suicidio di Rubano, che è avvenuto esattamente una settimana fa, ad una settimana di distanza dalla morte di Doriana Cerqueni, la 60enne freddata dal padre Stelio, arrivato da Monfalcone, che poi si è suicidato. È stata dopo l'autopsia che si è eseguita nei giorni scorsi, è stata stabilita la data dei funerali, la salma è ritornata alla famiglia, quindi lunedì alle 15 nella chiesa di Rubano, il comune dove viveva la donna, verranno celebrate le esequie. Valentina, grazie intanto per queste informazioni. Noi siamo in onda come sempre fino alle 13:30, quindi per qualsiasi altra novità da Padova non esitate a contattarci, la daremo in diretta come sempre, come tutte le news ai nostri telespettatori. Grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie a voi. Torniamo in studio, vediamo anche, chiedo alla nostra regia, Renzo Rigoni in regia, di, come si suol dire, di dare una rinfrescata alle nostre notizie, perché abbiamo già le immagini di un incidente mortale avvenuto questa notte a Fiesso d'Artico. Sono intervenuti i vigili del fuoco in via Barbariga, all'incrocio con via Cavour a Fiesso d'Artico, per un incidente stradale fra due auto. È morta una giovane donna, una donna di 29 anni. I pompieri sono arrivati da Mira, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Lancia Y la conducente. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del SUEM non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso il conducente dell'altra auto, che è stato assistito dai sanitari. Sul posto i carabinieri per la gestione del traffico e per ricostruire la dinamica del sinistro. Le operazioni di soccorso e vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore. Anche in questo caso nei nostri telegiornali di questa sera avremo informazioni più precise, anche l'identità della persona che ha perso la vita in questo terribile incidente. Andiamo avanti con le notizie di cronaca, perché si è svolto il funerale della giovane uccisa nel Vicentino. Noi c'eravamo, siamo andati anche per capire di cosa si è parlato. Si è parlato naturalmente di violenza contro le donne. È un silenzio intenso, carico di dolore, quello che ha accolto il feretro di Alessandra Zorzin sul sagrato del Duomo di Santa Maria e San Vitale a Montecchio Maggiore. Ad accogliere Alessandra, 21 anni, vittima mercoledì 15 settembre di femminicidio, per il suo ultimo viaggio, i genitori, il compagno, sorretto dai familiari. Sulla bara chiara un cuscino di rose rosa e delle calli, fiori delicati, come era delicata e dolce Alessandra. A loro fianco i primi cittadini di Montecchio Sovizzo, la consigliera regionale Milena Cecchetto, ma soprattutto gli amici e tanta gente che conosceva la giovane mamma. Tanti hanno in mano un fiore portato da casa o consegnato fuori dalla chiesa, un fiore che per i genitori di Alessandra vuole essere un simbolo di amore da donare a chi ci sta più vicino. Le parole sono di conforto, di resurrezione, come quelle nella lettura del Vangelo secondo Giovanni, che parla di Lazzaro. Le parole di Don Paolo nell'omelia sono per i familiari, per chi conosceva Alessandra, oggi sconvolti dalla tragedia. Ciascuno di noi presenti vive un sentimento particolare. La maggioranza certamente prova dolore perché la ferita fa male.
L'invito è ad andare avanti, a credere nella parola di Gesù che è risurrezione. Il feretro di Alessandra esce dal Duomo, accompagnato dalle note di What a Wonderful World di Armstrong, e poi ancora quel silenzio assordante che è come un grido di dolore contro i femminicidi, come lo stesso sindaco di Montecchio, Gianfranco Trappola, ricorda stringendosi al dolore dei familiari. La violenza si vince solo se riconosciuta e condannata da tutti a tutti i livelli. Per questo facciamo appello a tutte le istituzioni che si impegnino maggiormente in questa azione, perché il rispetto verso le donne divenga il principale valore della nostra società. L'ultimo saluto del compagno di Ale, dei suoi familiari e dei tanti amici è stato affidato ai messaggi scritti con i pennarelli indelebili su quella bara bianca che ha portato via per sempre la loro Alessandra, ora diventata un bellissimo angelo. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, abbiamo davvero molte notizie da darvi nel Focus TG di oggi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, abbiamo sentito le ultime notizie da Padova, ovvero la Guardia di Finanza ha fatto una conferenza stampa per spiegare, raccontare, parlare dell'operazione, di un'operazione che ha in sostanza portato alla luce quello che era chiamato candidopoli, ovvero liste false per le candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale. Sono state indagate 15 persone, di cui 5 sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Il movimento entrato in questa inchiesta si chiama L'Altra Italia, nato alla fine del 2018. Sono coinvolti 2 comuni padovani, naturalmente non dal punto di vista dell'amministrazione, ma dal punto di vista delle tornate elettorali, ovvero Barbona e Vighizzolo d'Este. Nel 2019 e nel 2020 stiamo parlando di Bassa Padovana, stiamo parlando di 2 comuni, probabilmente i 2 più piccoli dell'intera provincia di Padova. Ci sono al momento altre 21 comuni in cui il movimento politico aveva presentato i propri candidati, molti dei quali pare non sapessero neppure di esserlo. Si parla di raccolta firme, di situazioni molto molto strane e in pratica si parla di Belluno per quanto riguarda il Veneto e Vicenza anche, quindi altre 2 città del settembre 2020, la tornata elettorale del settembre 2020. Questo è proprio un'infarinatura. La conferenza stampa è appena finita, quindi poi forse riusciremo ad avere già il servizio con tutti i nomi, tutte le informazioni durante la nostra informazione qui del Focus TG. Adesso andiamo avanti con la cronaca, parliamo ancora dell'omicidio che si è svolto a Sarmeola di Rubano, perché è stato ritrovato il testamento di Stellio Cerqueni. Il testamento scritto di pugno alla data 17 settembre 2021, lo stesso giorno in cui Stellio Cerqueni, 88 anni, ha percorso la strada da Monfalcone a Sarmeola di Rubano, dove dopo un breve dialogo con la figlia Doriana ha estratto la pistola e l'ha uccisa nel giorno del suo 60° compleanno, rivolgendo poi l'arma contro se stesso. Ennesimo colpo di scena in una tragedia che assume di giorno in giorno contorni sempre più drammatici. Tutti i suoi beni andranno a nipote Michele, il figlio di Doriana, lo stesso che aveva iniziato a scrivere 21 anni fa per spiegargli perché non l'avesse mai conosciuto, lo stesso a cui ha raccontato una storia fatta di dissidi e liti legate agli affari. Dall'autopsia è emersa la ricostruzione esatta di quanto accaduto in via Valli. Dopo aver esploso un primo colpo di pistola, Stellio Cerqueni ha freddato la figlia che si era rannicchiata nel tentativo di difendersi, sparandole alla nuca per poi uccidersi. Ci arrivano notizie anche dalla zona della Pedemontana, perché 2 giovani di 19 e 20 anni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato dopo essere stati sorpresi a lanciare sassi sulle auto che percorrevano la strada Pedemontana Veneta. Ricordiamo, ne è stato aperto un nuovo tratto poche settimane fa. Noi abbiamo seguito come sempre in diretta l'apertura di questo tratto che collega Bassano del Grappa
in realtà malo vista ormai l'estensione di questa nuova arteria con il Trevigiano. Gli agenti sono intervenuti su sollecitazione di alcuni automobilisti rimasti illesi dopo essere stati oggetto del lancio di sassi da un cavalcavia. Una pattuglia della Polizia Stradale di Vicenza, giunta sul posto, ha colto in flagranza i due giovani che dapprima si sono nascosti nella vegetazione, poi intercettati hanno tentato la fuga senza successo. Ai due indagati è stato anche contestato l'imbrattamento dei muri che costeggiano la nuova strada pedemontana veneta. Anche qui questo è solo un flash d'agenzia arrivato proprio in questo istante in redazione. Nei nostri telegiornali di questa sera di sicuro ne sapremo di più. Andiamo avanti con la cronaca, restiamo in provincia di Padova perché il sindaco di Cittadella ha subito delle minacce, si è rivolto subito alle forze dell'ordine ed è scattato un divieto di avvicinamento. Sentiamo come. 2 episodi di violenza e minaccia, il primo cittadino di Cittadella, Luca Piero Bon, uno in un locale del centro, l'altro in municipio, e per un uomo di 35 anni scatta il divieto di avvicinamento al sindaco, da cui deve stare lontano almeno 200 metri. Gli episodi risalgono a una settimana fa, ma l'uomo che pretenderebbe un'abitazione dall'amministrazione comunale non è nuovo a simili minacce nei confronti del sindaco. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Padova dopo la presentazione di 2 diverse denunce ai carabinieri da parte del sindaco. Cambiamo zona, restiamo in argomento di cronaca, andiamo in provincia di Treviso perché i carabinieri hanno denunciato 4 giovanissimi per estorsione e spaccio di sostanze stupefacenti. Accerchiato, malmenato, spintonato e minacciato, un giovane si è rivolto ai carabinieri. Le indagini si sono sviluppate a seguito di una denuncia presentata da un coetaneo che riferiva di essere stato aggredito da questi 3 giovani e che nella circostanza gli avevano asportato una bicicletta e degli effetti personali. I 3 giovani poi chiedevano in cambio della restituzione di questi oggetti la somma di denaro quale compensazione di un ipotetico furto di marijuana che la parte offesa avrebbe commesso. È scattata da qui un'operazione che ha portato alla luce un'attività criminale di spaccio nelle piazze trevigiane, giovanissimi, sia i pusher che i clienti. Un traffico di sostanze stupefacenti avviato circa 3-4 anni fa che permetteva la cessione a coetanei ma anche a volte minorenni, quindi parliamo di una fascia d'età per gli acquirenti dai 17 ai 23 anni e con una metodologia consolidata. Nei guai sono finiti 3 giovanissimi, un 20enne e 2 22enni residenti nei comuni della cintura di Treviso. Per cedere la droga utilizzavano dei codici criptici che veicolavano tramite messaggi. Ad esempio un messaggio dal contenuto "ci vediamo fra 5 minuti" voleva dire che l'acquirente richiedeva un quantitativo di stupefacente per una spesa di 5 euro. La droga, soprattutto marijuana e hashish, i giovani la tenevano nascosta nelle loro abitazioni, poi la spacciavano nei parchi e nelle piazze trevigiane. Per spostarsi la occultavano negli zaini o sotto la vegetazione in attesa dei giovanissimi clienti. L'accusa per i 3, tutti incensurati, è quella di spaccio di sostanze stupefacenti e tentata estorsione in concorso. Negli anni sono diventati dei professionisti dello spaccio. Gli indagati avevano iniziato questa loro attività quando loro stessi erano dei minori e nel corso di questi almeno 4 anni accertati di cessioni di sostanze stupefacenti avevano sviluppato un'esperienza e una metodologia tipica degli esperti del settore. I ragazzi hanno ora l'obbligo di presentarsi quotidianamente ai comandi dell'arma di residenza in forza di un provvedimento emesso dal GIP del Tribunale di Treviso. Restiamo a Treviso perché c'è un problema evidentemente con i giovani in città, non con tutti i giovani, con alcune frange di giovani che hanno già organizzato una rissa qualche giorno fa, pare che si stiano riorganizzando, lo dice anche il sindaco, quindi cerchiamo di capire che cosa sta succedendo. Il tantan sui social è iniziato già da giorni. I ragazzi si stanno riorganizzando per tornare in città e creare scompiglio, come è accaduto lo scorso fine settimana, incuranti fra l'altro del dispiego di forze di polizia pronte ad attenderli. Si tratta di una minoranza di giovanissimi che continua con le provocazioni, tuona il sindaco Mario Conte. Devo dire che tutte le segnalazioni che mi vengono puntualmente inoltrate poi
vengano girate alla questura e al comandante della polizia locale. Fra l'altro la polizia locale ha già identificato 3 ragazzi che sabato scorso hanno partecipato alla rissa. Si tratta di minorenni, tutti residenti fuori città. Domani saranno contattate le famiglie. Ai ragazzi sono arrivati attraverso le telecamere di videosorveglianza numerose in città e alle body cam di cui sono dotati gli agenti di polizia locale. Per loro scatterà la denuncia alla Procura dei minori di Venezia. Sappiamo che vengono tutti fuori Treviso, questo è il grande problema, quindi tante pattuglie saranno concentrate in stazione dei treni, in stazione degli autobus. Non solo, ma nei prossimi giorni, annuncia il sindaco Conte, ci sarà un vertice con i dirigenti scolastici e l'azienda sanitaria, perché questo è un problema che va affrontato per la città, ma non solo. Soprattutto per il bene di questi ragazzi che con dei gesti così fuori dalle regole, a volte anche molto pericolosi, possono in realtà vedere danneggiato il loro futuro. È importante che loro capiscano l'importanza dei gesti che stanno compiendo Termina e i danni che a volte i social network possono creare. Ci arriva un'altra notizia dai lanci d'agenzia nazionali, ci dicono che è stato trovato il corpo senza vita di Giacomo Sartori, il 29enne di Mel, in provincia di Belluno, di cui si erano perse le tracce a Milano la sera del 18 settembre scorso. Il cadavere della ragazza è stato trovato a Casorate I, in provincia di Pavia, vicino al luogo dove si trovava anche la sua auto. Ma c'è di più, perché l'ANSA ci dice anche che in un secondo lancio d'agenzia è stato individuato dai carabinieri del comando provinciale di Milano all'interno di una cascina della località di Casorate I, appunto come dicevamo in provincia di Pavia. Hanno svolto un sopralluogo gli investigatori nello stabile dopo aver ritrovato la vettura regolarmente chiusa senza segni di danneggiamento. Questo li ha spinti a ipotizzare, ripetiamo, ipotizzare che il 29enne si fosse allontanato a piedi percorrendo una breve distanza. Sono in corso accertamenti da parte del medico legale per determinare le cause della morte. Secondo quanto appreso da fonti investigative non si può escludere alcuna pista, neppure quella di un suicidio. Questo ci dicono i lanci d'agenzia. Il 29enne di Mel è stato ritrovato senza vita, ne sapremo di più anche in questo caso nel corso della giornata. Andiamo avanti con la nostra cronaca perché c'era una banda in azione nella zona della Pedemontana e è stato fatto un furto in un'abitazione, è stata svaligiata una casa, i ladri sono stati immediatamente intercettati e arrestati. 2 ville, banda di ladroni pizzicata sul fatto, avevano appena svaligiato un'abitazione sottraendo argenteria varia, monili e denaro per alcune migliaia di euro. I 4 sono stati arrestati. I carabinieri, durante un servizio di controllo del territorio, notava 4 individui sospetti a bordo di una Volkswagen Passat con targa rumena in via Marosticana nella frazione di Povolaro. I militari, raggiunta l'auto, notano che nel frattempo gli occupanti sono rimasti in 2 che alla vista dei carabinieri cercano di darsi alla fuga. Fermata la Passat, i militari identificano i 2, un 31enne e un 20enne, entrambi incensurati, rumeni e senza fissa dimora. Nell'auto veniva trovato un coltello a serramanico e documenti di quello che poi risulterà essere uno dei complici entrato nell'appartamento. Nel frattempo un'altra pattuglia di militari appostata a breve distanza intercettava gli altri 2 complici, un 21enne e un 28enne, entrambi pregiudicati, con una borsa al cui interno vi era appunto la refurtiva. I 2 sarebbero entrati forzando con un cacciavite una finestra dell'abitazione, dopo averla messa a soqquadro se ne stavano andando con il bottino. Tutti e 4 venivano arrestati e trattenuti in camera di sicurezza in attesa del processo per direttissima, che ne ha confermato l'arresto con il conseguente trasferimento in carcere. Ci arriva proprio ora una conferma della notizia che avevamo dato pochi minuti fa riguardante il lancio di sassi da parte di 2 giovani sulla strada Pedemontana Veneto. La Polizia di Stato ha identificato e denunciato appunto 2 ragazzi di 19 e 20 anni per il lancio di sassi sulle auto che percorrevano la Pedemontana Veneta. 19 e 20 anni è un'età che insomma lascia un po'
da pensare su quello che è accaduto. La segnalazione appunto è arrivata da alcuni automobilisti che sono rimasti illesi dopo essere stati oggetti del lancio di alcuni sassi da questo cavalcavia. Sul posto la polizia stradale di Vicenza, che ha colto in flagranza i due giovani. È stato confermato che si erano prima nascosti, poi hanno tentato la fuga, ma sono stati subito fermati. Gli è stato contestato quel che avevano fatto e sono per ora indagati. È stato contestato anche l'imbrattamento dei muri che costeggiano la strada e che insomma verranno costretti a rimediare al loro gesto incivile. Il fenomeno, ci fanno sapere dalla Polstrada, del lancio di sassi sulle autostrade lungo la grande viabilità è continuamente monitorato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che si avvale per le proprie indagini anche delle telecamere posizionate dagli enti concessionari sui siti maggiormente a rischio. Quindi non è una bravata, è una follia che costerà di sicuro molto cara ai due ragazzi. Qualcuno poteva farsi male sul serio e abbiamo visto che nel corso della storia, fortunatamente non recentissima, ci sono stati incidenti anche molto gravi causati da questi comportamenti. Adesso che il sistema di telecamere è davvero importante sulle autostrade, ma in generale sulla grande viabilità, e insomma il rischio di essere presi o sorpresi è davvero altissimo, quindi ne sapremo di più. La nostra redazione di Treviso si sta informando su questo fatto, poi lo vediamo nei TG di questa sera. Adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, dobbiamo ancora sentire Vicenza, dobbiamo ancora vedere tante notizie da tutto il Veneto. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le nostre redazioni, abbiamo già le prime notizie di cronaca, come sempre freschissime, appena arrivate tramite i lanci di agenzia, tramite i nostri giornalisti. Abbiamo una notizia che non è di questa mattina, è di ieri sera. È stata trovata una donna morta nei camerini di un noto negozio padovano. Nessuno ha potuto fare nulla per lei, non sarebbe neppure riuscita a chiedere aiuto la donna di 50 anni residente a Cadoneghe, trovata senza vita nei camerini del Decathlon di Via Venezia a Padova. A notarla il personale della vigilanza che perlustrava il negozio al momento della chiusura del punto vendita, che si è accorto di un camerino insolitamente bloccato. Immediati sono stati i tentativi di soccorso, risultati vani. Sul posto è intervenuta una pattuglia delle volanti della polizia ed è stato informato il magistrato di turno. A causare la morte della donna, secondo i primi accertamenti, sarebbe stato un malore fatale. Chiudiamo la pagina della cronaca, apriamo quella del coronavirus, andiamo subito a sentire le novità che arrivano sul versante Covid da parte di Zaia. Si è parlato dei Green Pass, si è parlato dei vaccini e naturalmente anche delle terze dosi. Dico che è fondamentale, ad esempio a livello nazionale, che ci si decida ad attivare ad esempio la verifica dei titoli anticorpali. Io capisco che è un lavoro poderoso, però è altrettanto vero che ci sono persone che hanno avuto il Covid che si stanno chiedendo se vale la pena farsi una dose di vaccino oppure no. E allora forse, se si può scientificamente definire questo con i titoli anticorpali, potrebbe essere un'ulteriore frontiera da scandagliare. Si inserisce nel dibattito della terza dose in maniera pragmatica il presidente Zaia in diretta questa mattina dal Palazzo della Ragione a Padova, destinata ora ai pazienti fragili e a seguire agli ospiti delle RSA. Presto potrebbe essere indicata dal CTS come richiamo per tutta la popolazione che ha terminato il ciclo vaccinale, diventando così la risposta decisiva alla pandemia. Una prospettiva verosimile che sta incontrando però non pochi detrattori anche tra i professionisti, secondo i quali la risposta immunitaria va potenziata ma non a tutti. Da qui la possibilità di intervenire solo per chi ne avesse davvero la necessità. Occhi puntati intanto sulla scuola, dove si stanno moltiplicando le classi in quarantena. Per il presidente Zaia la sentenza sulla strategia adottata dal Veneto con la scuola a sentinella si avrà soltanto a novembre.
L'effetto scuola ci preoccupa giorno dopo giorno, stiamo accompagnando questo processo, ovviamente il progetto Scuole Sentinella, ve l'ho detto anche il generale Figliuolo, del Veneto è stato adottato a livello nazionale e diciamo che la vera sfida ce la giochiamo con la scuola. Intanto, a poche settimane dall'avvio della campagna stagionale di vaccinazione con l'antinfluenzale, il Presidente annuncia la piena disponibilità delle ULSS a garantire nei centri vaccinali la doppia iniezione, in modo da creare un asse con i medici di medicina generale. Si attendono però anche per questo le indicazioni del CTS. Se una persona ha deciso di fare l'antinfluenzale e un'eventuale dose di vaccino, che può essere anche la prima dose, la seconda o la terza, secondo me è corretto che se da un punto di vista scientifico non ci sono problemi, che la si faccia in contemporanea. Il Veneto è in grado? Noi siamo in grado di fare tutto questo, anche perché abbiamo organizzato una macchina vaccinale che assolutamente è in grado di rispondere a. Allora, è plausibile pensare che quando arriverà il momento della vaccinazione per l'influenza stagionale si possano utilizzare contemporaneamente, immaginiamo, le stesse strutture che vengono utilizzate adesso per la campagna vaccinale per il coronavirus. I dati del Veneto non sono ancora arrivati, stranamente oggi sono un po' in ritardo, ve li daremo immediatamente nel momento in cui arriveranno qui in redazione. C'è da dire però che è arrivata una nota del ministro Speranza che dice questo: i dati che raccogliamo dicono che i vaccini sono efficaci e sicuri. Queste sono dichiarazioni del ministro Speranza. Sono la chiave per aprire una fase diversa e sono un simbolo di libertà. Con gli indecisi il dialogo va tenuto aperto e bisogna insistere con garbo, intelligenza e mai essere aggressivi. Così il ministro della Salute Roberto Speranza in un'intervista alla radio nazionale, di cui è stata diffusa un'anticipazione, intervista che andrà in onda nei prossimi giorni. È umano avere paura, dice il ministro. La mia paura è il trascorrere del tempo, temevo che i vaccini non arrivassero in tempo. Ma non è solo questo il tema di giornata, perché si parla anche di test molecolari su campione salivare. Potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro-nasofaringei che conosciamo piuttosto bene, visto che è più di un anno e mezzo che li vediamo in varie forme, però esclusivamente in alcuni contesti, come nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel piano di monitoraggio della circolazione del virus Covid, in ambito scolastico o per anziani nelle RSA, disabili e sanitari. I test antigenici rapidi su saliva non sono invece al momento raccomandati. Lo indica una nuova circolare del Ministero della Salute con l'aggiornamento delle indicazioni sull'impiego di test salivari per il rilevamento dell'infezione. Quindi questo cosa vuol dire? Perché poi ci sono tutte delle altre indicazioni. In sostanza i valori di sensibilità sono compresi tra il 77 e il 93% e studi condotti in ambito scolastico hanno riportato un'elevata concordanza fra i risultati ottenuti col test molecolare salivare e quello nasofaringeo orofaringeo. Il Ministero tuttavia ribadisce comunque che il test molecolare su campione respiratorio resta lo standard internazionale per la diagnosi del Covid. Quindi si potrà pensare, si potrà fare a scuola, si potrà avere questo nuovo genere di test con la saliva, però insomma al momento quello col bastoncino che viene infilato nel naso, che conosciamo bene, è decisamente più utile, più efficace, diciamo. Chiedo intanto alla regia se abbiamo novità sull'eventuale collegamento. Allora, finché cerchiamo di fare il collegamento, possiamo mandare un servizio sul trasporto scolastico preso d'assalto. Siamo andati a vedere a Bassano come vanno le cose, abbiamo parlato coi ragazzi, non tutti sono contenti. Vediamo il servizio. Sono tanti i reclami di genitori e studenti per le criticità legate ai trasporti scolastici. Bus presi letteralmente d'assalto, alunni costretti, spesso e malvolentieri, a rimanere a terra in attesa delle corse successive, dovendo così posticipare il rientro a casa anche di un'ora rispetto al solito. Com'è viaggiare negli autobus adesso che sono ripartite le scuole? È complicato.
Molto complicato, è sempre pieno e affollato di persone. Diciamo che durante certi giorni gli autobus sono particolarmente affollati e anche il semplice salire è un problema che si riscontra facilmente, insomma. I posti a sedere sono prevalentemente occupati e quindi tocca stare in piedi o comunque dove si trova posto. Ti è capitato di non trovare posto, insomma, dover rinunciare alla corsa? Certo, di solito tocca aspettare quello delle 13:15 e quindi arrivare a casa per le 2:30. Il lavoro degli steward di SVT è attento e costante, ma arginare la folla di studenti non è sempre facile. I bus viaggiano come da normativa, garantendo l'80% di capienza e i disagi sono da rapportare anche alle uscite di scuola a macchia di leopardo e agli orari delle lezioni ancora provvisori. Resta il fatto che la situazione ha allarmato le famiglie e non solo. Quello che vedo è che tante persone si ammassano, si buttano contro, spingono per cercare di salire nel primo bus possibile. Adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo comunque di trasporti, perché siamo a Venezia, siamo all'aeroporto, ovviamente non è trasporto studentesco su gomma, è un tantino più complicato. C'è la nostra Ilaria Marchiori che ci racconta di un'iniziativa attualmente in corso. Buongiorno Ilaria. Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno ai nostri telespettatori. Esatto, non si tratta di trasporto e di presidio studentesco, parliamo di trasporto aereo, perché anche i dipendenti dell'aeroporto Marco Polo, ci troviamo proprio qui di fronte, come vedete alle mie spalle l'ingresso dell'aeroporto, e anche alcuni dipendenti che hanno iniziato il presidio questa mattina alle 10:30, ne vedete pochi perché il presidio in realtà è terminato alle 12:30, ma è rimasto ancora qualcuno, hanno deciso di aderire allo sciopero nazionale che è stato indetto dai sindacati. Insieme a me c'è Federica Vedova, che è proprio segretaria della CGIL Trasporti, che ci dice le motivazioni di questo sciopero, di questo presidio. Allora, le motivazioni sono molte, sono intrecciate. Innanzitutto c'è un tema determinante che è l'incertezza del futuro. Non sappiamo assolutamente cosa accadrà quando cesseranno gli ammortizzatori sociali, quando ci sarà lo sblocco dei licenziamenti. Non sappiamo, finita la stagione estiva, che è stata una stagione positiva, con punte dell'80 e del 90% del volato rispetto all'epoca pre-Covid, quindi importante e positivo, però non sappiamo che accadrà. Gli aeroporti del Veneto sono 3 aeroporti a vocazione turistica e nel momento in cui finisce la stagione di fatto gli aerei si fermano. Quindi voi ovviamente avete questo timore e siete qui, avete organizzato questo presidio con delle richieste specifiche. Sì, sono richieste che riguardano innanzitutto l'attivazione di un tavolo di crisi regionale, perché è importante che anche la regione si muova rispetto a questa cosa, rispetto ad una valorizzazione di professionalità che non può andare perduta. Ma poi c'è un altro tema che riguarda complessivamente la gestione di quello che accadrà nel futuro. Noi non abbiamo certezze rispetto alla pandemia, però possiamo immaginare che il trasporto aereo subirà sicuramente una riorganizzazione, una trasformazione. Su questa cosa è necessario che chi governa si prenda cura di questo settore e provi appunto ad incidere, a governare il cambiamento. Anche perché parliamo di un settore non da poco, cioè stiamo parlando del settore aeroportuale, che comunque anche l'aeroporto Marco Polo, visto che siamo proprio qui davanti, ci troviamo a Tessera, fattura almeno fino al periodo pre-Covid cifre importanti. Assolutamente sì, parliamo di un'economia importante che non può non essere valorizzata, non solo, ma c'è tutto un tema che intreccia anche altri settori, perché un paese che ha vocazione turistica come l'Italia e che non investe sul trasporto aereo, e qui c'è anche il tema di Alitalia, il tema della compagnia di bandiera, significa che è un paese assolutamente miope.
Ecco, avete sentito Federica Vedova è stata molto chiara nelle motivazioni che hanno portato sia i dipendenti dell'aeroporto Marco Polo sia i dipendenti, abbiamo visto, degli aeroporti d'Italia, perché stiamo parlando di uno sciopero nazionale del trasporto aereo con richieste e motivazioni specifiche. È una giornata molto calda qui oggi nel veneziano, non stiamo parlando del meteo ovviamente, ma proprio perché come hai anche accennato tu all'inizio del nostro collegamento, c'è stata un'altra protesta proprio questa mattina a Venezia in centro storico. Dunque dal centro storico a Tessera tante le persone che oggi hanno fatto sentire la loro voce con delle richieste specifiche. Se non ci sono altre domande, Ferdinando, io ringrazio e restituisco la linea allo studio. Noi ringraziamo Ilaria Marchiori e la sua ospite per questo collegamento. Queste iniziative confermano da una parte che il Veneto sta ripartendo, un Veneto che non si è mai fermato, perché quando parliamo di manifestazioni sindacali, quando parliamo di rivendicazioni sindacali, di rivendicazioni anche studentesche, vediamo che vuol dire che la macchina si è ormai rimessa in moto, che il Covid, come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, è entrato in una fase di convivenza con il Veneto e con i veneti. Naturalmente questo vale a livello nazionale e internazionale, non ci spingiamo a dirlo perché non lo sappiamo, però ci sono quindi tante notizie che esulano dal contesto dell'emergenza coronavirus. Come sempre noi ve le racconteremo in diretta qui al Focus TG. Adesso noi facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo, dobbiamo ancora darvi tante notizie. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Abbiamo parlato finora di trasporto pubblico, trasporto aereo, trasporto scolastico. Ci sono tensioni, ci sono problemi anche abbastanza grossi in alcuni di questi comparti. Abbiamo visto poco fa gli studenti, in questo caso eravamo a Bassano del Grappa, che è città studentesca di notevole importanza, lamentarsi dell'affollamento di alcune corse, di bus strapieni, calca, un po' di disorganizzazione. Sentiamo anche cosa dicono le persone che invece lavorano dentro i bus. Fino ad oggi non ho trovato particolare disagio. I ragazzi sono disciplinati? Sono i migliori d'Italia. Io ho battuto tante aziende, sono anche troppo bravi, alcuni. Come vanno le cose? Diciamo che è difficile mantenere la distanza, tra i ragazzi. È una cosa che è di difficile gestione perché non ci sono alternative, però si cerca di fare il possibile, insomma. Loro ci ascoltano, se sono in troppi scendono dall'autobus senza nessun problema. Diciamo che si sta facendo il massimo del possibile, però purtroppo, come sa anche lei, è tutto a un limite, insomma si fa quel che si può fare. Restiamo più o meno in tema, perché sappiamo che il 15 di ottobre il Green Pass diventerà obbligatorio praticamente in tutti i luoghi di lavoro. Noi siamo andati a sentire il polso dei bassanesi, in questo caso eravamo in centro storico a Bassano, per capire se le persone, se i clienti, se i visitatori si sentono più sicuri a sapere che il Green Pass diventerà obbligatorio. Sentite che cosa ci hanno risposto. Entrare in un negozio o in un ufficio e sapere che chi ci lavora è munito di Green Pass fa sentire più al sicuro i bassanesi? Siamo andati a chiederglielo. Sicuramente sì, però purtroppo ci sono tante persone che ce l'hanno con quelli che hanno il Green Pass, vedo anche i commenti, però se serve per farci ritornare nella normalità, ben venga. Certo che sì, anche perché è giusto che sia così. Se lo facciamo rimaniamo tutti a casa, non è il caso, giusto? Quindi una scelta che approva sia per i lavoratori del pubblico che del privato. Per tutti. Entrare in un negozio e sapere che dall'altra parte c'è un lavoratore che ha il Green Pass vi fa sentire più al sicuro? Io sì, sicuramente, anche al ristorante, avere di fianco a me persone che so che come me sono vaccinate mi fanno sentire più sicuro. Quindi scelta che lei approva? Sì, approvo. Sì, anch'io approvo. Il Green Pass la fa sentire più al sicuro? Assolutamente no, piuttosto il tampone. Più al sicuro.
Quindi una scelta che lei approva? Sono a favore della vaccinazione, sono a favore del Green Pass, sono a favore di tutto. Sì, sicuramente. Noi siamo turisti, siamo arrivati ieri, il Green Pass in tutto il mondo, in tutta l'Italia è una sicurezza per andare e fare il turismo di nuovo. Dal Green Pass ai tamponi il passo è davvero brevissimo, sappiamo e abbiamo sentito anche le persone e le loro opinioni. C'è chi dice che in questa fase dell'emergenza coronavirus è più utile un tampone aggiornato piuttosto che un vaccino per tutti i motivi che conosciamo. Le farmacie stanno già ricevendo tantissime richieste di prenotazioni per il tampone dopo il 15 ottobre e ne abbiamo parlato con un'associazione di categoria. C'è una corsa alla richiesta soprattutto dal 15 di ottobre e ci sono parecchie prenotazioni, delle prelazioni diciamo così, di alcune date, di alcuni orari dal 15 ottobre in poi. La corsa al tampone, come quella al vaccino, è la conseguenza più evidente del decreto legge che estende l'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori dal 15 ottobre. Una data che si avvicina sempre più e che sta spingendo molti trevigiani non vaccinati a prenotare già l'appuntamento per il test per la seconda settimana di ottobre, per non correre il rischio di non essere in regola con il certificato verde e di conseguenza di non poter accedere al lavoro. Ma già in questi giorni le richieste di tamponi nelle farmacie trevigiane sono aumentate. Si va dai 40-60 test al giorno nelle realtà più piccole ai 60-80 delle farmacie nei centri cittadini. È aumentata tantissimo questa richiesta. Le farmacie sul territorio si sono adoperate a servire l'utenza nel miglior modo possibile, ampliando gli orari e anche la disponibilità, investendo anche in personale e in strutture. Anche le farmacie che fino a questo momento non effettuavano i tamponi per rispondere alle richieste dei propri clienti hanno deciso di attrezzarsi con spazi appositi e laddove non sia possibile ricavarli con strutture esterne. In alcuni casi è stato anche necessario implementare il personale soprattutto per la parte di inserimento dati. E a tal proposito il vicepresidente di Farmacie Unite avverte gli utenti che nelle giornate di sabato e domenica potrebbero dover aspettare qualche minuto in più rispetto al solito per l'inserimento dei dati e la stampa del Green Pass. Potrebbero esserci dei disservizi, in quanto il sistema informatico verrà potenziato proprio per dare maggiore importanza a tutti i servizi. Continuiamo a parlare del tema coronavirus e di vaccini. Quello delle vaccinazioni alle donne in gravidanza è definito un atto d'amore importante verso se stesse e il nascituro. Ne abbiamo parlato con i ginecologi di Belluno. Ho scelto di vaccinarmi per proteggermi e per proteggere la mia bambina dal Covid. Ho fatto questa scelta confrontandomi con il personale medico che mi sta seguendo. C'è un team specializzato in ULSS Dolomiti formato da ostetriche e ginecologi che stanno assistendo le donne in gravidanza e che possono trovare un luogo sicuro per fare il vaccino anti-Covid e per chiarire dubbi e paure che accompagnano questo momento. All'ospedale di Feltre nel pomeriggio sono state 2 le donne incinte a sottoporsi a immunizzazione dopo un confronto aperto con il team di specialisti per una decisione consapevole. Queste paure sono spesso legate al fatto che non si conoscono i dati oppure le informazioni che vengono recepite dall'esterno sono spesso parziali. Gli effetti avversi per le donne incinte sono identici a quelli che possono svilupparsi in tutti i soggetti che si avvicinano alla vaccinazione, quindi dolore al braccio e talvolta rialzo febbrile che si risolve in un paio di giorni. Effetti che in ogni caso non sono peggiorati nelle donne incinta. Non ci sono dati che il vaccino possa avere influenze negative sulla gravidanza e sul piccolo, che è la cosa che alle gravide interessa di più. Non ci sono quindi paure per il feto. Nella gravida la vaccinazione ha gli stessi effetti collaterali delle donne di pari età non gravide. I rischi sono al contrario potenzialmente maggiori nel caso in cui la donna in stato interessante non vaccinata contragga il virus. Quella che più temiamo è l'aumento dei parti prematuri. I parti prematuri spesso indotti da noi perché con l'utero dopo una certa epoca, cioè verso l'ultimo trimestre di gravidanza, il suo volume è un ingombro e se ci sono problemi respiratori la donna fa fatica a ventilare.
Chiudiamo questa parte dedicata alla sanità in generale con un'anteprima davvero molto interessante, perché siamo entrati in una sala operatoria cosiddetta ibrida all'interno dell'ospedale di Bassano del Grappa. È davvero unica nel suo genere ed è la prima del Triveneto. Vediamo. Dopo avervi mostrato la prima teledialisi del Triveneto, un primato del San Bassiano che consente ai pazienti di effettuare la dialisi da casa, in sicurezza, sotto il controllo dei medici, poche ore dopo da Bassano arriva un altro primato. Con le telecamere di Rete Veneta, infatti, vi mostriamo in esclusiva la prima sala operatoria ibrida angiografica per una struttura pubblica del Nord-Est, che verrà inaugurata nei prossimi giorni. Certamente sarà una rivoluzione per il nostro ospedale, tanto che l'idea è nata un po' di tempo fa, quando già la Helios ci aveva donato della sala multimediale. In una cena anche conviviale ci è stato chiesto che cosa avrebbe fatto veramente fare il passo in avanti all'ospedale di San Bassiano, e tutti noi clinici abbiamo detto che questa sala ibrida sarebbe stata potenzialmente una grande cosa. Una sala operatoria ad altissima tecnologia che consente, per dirla in estrema sintesi, di effettuare contemporaneamente interventi chirurgici ed esami diagnostici senza spostare il paziente, tecnologia in cui i vertici dell'ULSS 7 credono fermamente. Consiste nell'unione di una sala operatoria di ultima generazione, dove si può fare qualunque tipo di intervento chirurgico aperto, associato ad un angiografo robotizzato, che quindi emette delle radiazioni a raggi X, ovviamente, che servono per lavorare sulle arterie e tramite le arterie arrivare nell'organo che serve. Un esempio concreto e efficace di collaborazione pubblico-privato. L'associazione di imprenditori Helios del presidente Serradura e della vicepresidente Alban, da sempre in prima linea per sostenere il San Bassiano, affiancando Regione e ULSS 7, ha voluto fermamente la sala ibrida, che ora è realtà. Adesso c'è una doppia novità. Una novità è legata al robot e alla sua performance in ambito radiologico. Dall'altra è che ci siamo trasferiti a lavorare in sala operatoria, con i vantaggi di essere all'interno del gruppo operatorio, per cui potremo fare intanto procedure nuove che prima in radiologia non potevamo effettuare. Una rivoluzione, perché la sala potrà essere usata da diverse equip chirurgiche, con una collaborazione tra diversi specialisti che, già fiore all'occhiello del San Bassiano, sarà rinforzata. Prima di andare in pubblicità vi facciamo vedere una foto che ci arriva dai Vigili del Fuoco. C'è stato un incidente stradale questa mattina a Montecchio Maggiore, un'auto è finita contro un platano, l'incidente molto violento ha portato al ferimento del conducente, unico occupante della vettura sul posto. I Vigili del Fuoco, la polizia locale ha deviato il traffico e effettuato i rilievi di rito. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono finite dopo circa un'ora. È successo questa mattina. Adesso noi facciamo un'altra breve pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo davvero fra pochissimo e, come sempre durante la settimana, siamo in onda fino alle 13:30. Ci sono ancora tantissime notizie da vedere da tutto il Veneto. State con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Come sempre siamo in diretta fino alle 13:30 per informarvi di quello che succede in Veneto. Veneto, regione turistica fra le più importanti d'Italia, probabilmente la più importante d'Italia, lo sappiamo, basterebbe la sola Venezia a trainare il turismo regionale. Si è aperto il Salone Mondiale del Turismo dedicato ai siti patrimonio UNESCO, c'era anche il governatore del Veneto Luca Zaia e il Veneto si candida a ospitare la Borsa Internazionale dei Siti UNESCO. Noi ci candidiamo a ospitare una borsa internazionale, l'unica di questo genere, che verrebbe organizzata di tutti i siti UNESCO a livello internazionale, in modo tale che gli operatori, quindi i buyers e i sellers, riescano a incontrarsi in una borsa anche fisica, non solo virtuale, che potrebbe essere quella del Veneto. Il Veneto si candida ad ospitare la Borsa Internazionale dei Siti UNESCO. Con i suoi 9 siti patrimonio dell'umanità distribuiti in tutta la regione ci sono buone possibilità per la candidatura. L'annuncio arriva durante
l'edizione 2021 del World Tourism Event, il Salone Mondiale delle Città e Siti UNESCO, che sbarca per la quarta volta a Padova, città fresca del riconoscimento di patrimonio dell'umanità con il suo ciclo di affreschi del 300. A questo si affianca anche la recente nomina di riserva della biosfera MAB UNESCO del Monte Grappa e ad altre 2 candidature che il governatore Zaia vuole promuovere. Abbiamo dossier pronti e stiamo lavorando sul Valpolicella di sicuro. Io credo che la pesciera di Bolca, anche quella, possa avere grandi vantaggi, grandi chance, e comunque abbiamo un territorio che sa offrire moltissimo. Diciamo che 9 non saranno un punto di arrivo, ma sono un punto di partenza. Nella 3 giorni padovana del Salone Mondiale del Turismo saranno presenti 60 buyers da tutto il mondo, un'occasione per rilanciare il settore fortemente segnato dalla pandemia, ma che in Veneto quest'estate ha visto una grande ripresa con un più 46% di turismo italiano nella nostra regione. Sarà l'occasione per focalizzare sistemi di promozione del territorio, cercando di intercettare una domanda sempre più focalizzata sui nuovi turismi in un'ottica post-Covid. Il Veneto si prepara anche con le infrastrutture, con novità in arrivo per il collegamento ferroviario con l'aeroporto di Tessera-Venezia. Si va avanti, il CIPE ha deliberato, il Consiglio dei Ministri è andato avanti, per cui, come avevamo detto, è fondamentale. Direi che alla burocrazia c'è stato una dose booster, per usare i termini vaccinali, che è stata rappresentata dall'effetto Olimpiadi. Anche lì le Olimpiadi hanno pesato, perché pensare di presentarsi alle Olimpiadi senza il collegamento ferroviario con l'aeroporto non sarebbe stata una bella figura. Visto che siamo in tema di siti UNESCO, l'argomento è più o meno quello, vediamo cosa hanno in comune il Prosecco e un vescovo. 20 giorni fa, con una lettera aperta al vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo si era rivolto ai viticoltori, mettendoli in guardia dai pericoli derivanti dal dilagare della monocultura, leggesi Prosecco, e dall'uso dei pesticidi. Un ammonimento che aveva attirato a Monsignor Pizziolo le critiche più o meno velate di rappresentanti del comparto e della politica. Ora emerge che la stessa diocesi, o meglio l'Istituto di Sostentamento del Clero, possiede e gestisce un'80 di ettari a vigneto, 20 dei quali proprio tra DOC e DOCG sulle colline del Prosecco. Un'aperta contraddizione che però Monsignor Pizziolo spiega così. Non ho mai affermato che occorre rinunciare totalmente ai fitofarmaci o peggio ancora estirpare i vigneti, ci mancherebbe altro, no? Lo so bene che non è questa la strada possibile. Io ho detto alcune cose che già l'Istituto Sostentamento del Clero della nostra diocesi, che ha dei vigneti, già attua, e proprio per questo, con cognizione di causa, io ho detto questa strada è possibile. Si pensi che la superficie coltivata a vigneti che è 17% su 100. Il vescovo spiega anche che nei suoi terreni la diocesi già applica ciò che lui ha chiesto ai viticoltori e agricoltori di fare. La monocultura cerchiamo di evitarla e di diversificare i raccolti. Secondo, l'attenzione all'abuso dei pesticidi è attuata in maniera molto rigorosa secondo i protocolli, le regole. Terzo, cerchiamo di osservare in maniera molto rigorosa le regole di buon vicinato, nel senso di non piantare vigneti vicino alle abitazioni. Parlo di cose che conosco direttamente, incalza il vescovo, che non ci sta a sentirsi dire di essersi intromesso in materie che non gli competono, e si schiera anzi al fianco dei produttori nella difesa del Prosecco rispetto al Prosec croato. Mi pare che sia una scorrettezza, mi pare che sia giusto anche la pretesa che hanno i produttori di vedere difeso il nome del loro prodotto. Rimaniamo in zona, cambiamo argomento, parliamo di reddito di cittadinanza. 9 persone che beneficiano del reddito di cittadinanza lavoreranno per le 9 ore settimanali previste, supportando le attività di pulizia della città e di manutenzione del verde pubblico. L'ha deciso il Comune di Treviso nell'ambito del patto per il lavoro. Fino ad ora i beneficiari della misura di sostegno sono stati impiegati in attività promosse dai servizi sociali, come divulgazione di materiale informativo, accoglienza in occasione di eventi o manifestazioni. E abbiamo deciso di utilizzare queste 9 ore che le persone devono mettere a disposizione, prima con il sociale e poi con uno degli altri pilastri adesso, che è il verde pubblico, e quindi noi tramite Contarina
metteremo a disposizione queste persone che si devono rendere disponibili per utilizzarli in quelli che sono servizi del verde, quindi le malerbe, le potature ordinarie. Per ora sono 9 le persone individuate, faranno un corso di formazione in Contarina Priula e poi saranno a disposizione per le loro 9 ore di cui la collettività deve usufruire. Le persone coinvolte nel progetto frequenteranno quindi un corso di formazione generale su sicurezza e prevenzione degli infortuni. E poi cominceranno da qui a novembre per questo tipo di attività che avrà un compimento fino a che usufruiranno del reddito di cittadinanza. Quindi noi ci teniamo a questo perché non è forse neanche corretto la collettività paghi queste persone se non stanno facendo nulla. Il tema del lavoro e dell'economia è di assoluta importanza in questo momento storico, però pare che ci siano dei problemi perché molte aziende non riescono a trovare personale. Vediamo segnali veramente incoraggianti con dei ritmi produttivi che sono pre-pandemia. In confronto al 2019 segniamo dei picchi di produzione che vedono anche il più 10, più 15%, per cui probabilmente con fine anno riusciremo anche a recuperare quella perdita di PIL registrata nel 2020. La buona notizia è che l'economia del veneziano riparte con nuovo slancio. La brutta è che deve ancora confrontarsi con vecchi problemi, come la difficoltà a far incontrare domanda e offerta di lavoro. Un problema che penalizza da parecchio diversi comparti e che ha spinto Confapi Venezia ad aprire le porte a imprenditori, responsabili aziendali e professionisti della città metropolitana in una serie di seminari gratuiti in collaborazione con la Camera di Commercio di Venezia e Rovigo. Importanti ospiti che coinvolgeremo per parlare ai nostri imprenditori ma anche i disoccupati, perché spesso questi due soggetti con difficoltà riescono appunto a interloquire e quindi c'è spesso un mismatch fra quello che è la richiesta e quella che è l'offerta di lavoro. Non c'è solo la difficoltà a far incontrare domanda e offerta di lavoro. A volte il problema è addirittura la mancanza di determinate figure professionali richieste dalle aziende, soprattutto quelle tecniche, ed è un fenomeno che pesa in un'economia che ha tra i suoi comparti più vivaci il manufatturiero. Figure di periti, figure di ingegneri scarseggiano proprio perché sono anche indirizzi scolastici sia di scuole medio superiori che universitarie che vedono sempre un calo di iscrizioni. Basti dare un numero a livello di confronto Italia-Germania. L'Italia sforna 80.000 tecnici l'anno, la Germania 800.000 e noi siamo la seconda manifattura europea dopo la Germania, ma abbiamo un gap impressionante di figure tecniche. Parliamo ancora di lavoro perché nel bellunese all'Ideal Standard scatta una protesta silenziosa. Vediamo come. La nostra installazione racconta di una storia industriale importante, nata dopo il Vajont, che non può, come dicono le didascalie e soprattutto le foto, finire in un disastro. Dal portico di Palazzo dei Rettori, sede della prefettura di Belluno, alla piazza di Tricchiana, Borgo Valbelluna, storico sito di Ideal Standard, ex ceramica Dolomite, oggi di proprietà del fondo australiano Anchorage, che con i suoi quasi 500 lavoratori sta vivendo una crisi sfiancante. I sindacati di categoria ai tavoli di crisi continuano, inascoltati, a chiedere il piano industriale che dia un segnale per il futuro. La scelta della protesta di questa mattina, silenziosa ma di grande impatto emotivo, è innanzitutto la risposta a un evento che la proprietà dello stabilimento ha organizzato per questi giorni a Londra e poi vuole essere un richiamo alle istituzioni che non possono sottrarsi dal salvataggio dello stabilimento di Tricchiana. Alle 13 i sindacati hanno incontrato il prefetto Savastano. Noi abbiamo un incontro importante il 27 di ottobre che è stato indicato dal Ministero del Lavoro, dell'Industria, perché l'azienda ci deve venire a indicare definitivamente se ci sarà un piano industriale o non ci sarà un piano industriale. L'auspicio è che la vertenza si sblocchi al più presto, come per la ACC, anche per Ideal Standard è stato avviato il comitato di sorveglianza interistituzionale per il monitoraggio della situazione che al momento è in fase di stallo. L'iniziativa organizzata oggi proseguirà a Tricchiana sino a domenica prossima. Successivamente, da martedì fino alla prossima settimana, tutta l'installazione, sia quella di Tricchiana che di Belluno, sarà in piazza a Melle. Adesso cambiamo decisamente argomento. Come sapete chiudiamo il nostro Focus TG con un'ampia pagina dedicata alla cultura, al tempo libero, alle tradizioni, alle manifestazioni, a quello che fa Veneto ogni giorno. Siamo andati a vedere una antichissima collezione di attrezzi agricoli.
Non si tratta di un museo né di una mostra, ma della collezione personale del signor Gianvittorio, che nel suo giardino conserva tutti questi attrezzi agricoli secolari. Nella sua abitazione di Dolo conserva gli attrezzi tutti funzionanti che utilizzava il papà, agricoltore di professione. E con orgoglio perché ha sempre lavorato la terra, io sono l'ultimo di 8 fratelli e sono orgoglioso di quello che ha fatto mio papà. Anche prima del 1900, per esempio, che avevamo un taglia che va a pedale, un taglia fieno, e dopo gradualmente 1910, 20 e 30 e così via. Quella Mettitrebbia, per esempio, nel 1964, la prima Mettitrebbia che veniva fuori, che andava nel campo, non aveva il cassone, aveva addirittura i sacchi, si legava ai sacchi. Una vera e propria collezione per passione. Ci sono gli sgranatoi, dei tagliaerba, anche un calesse e la prima bicicletta. Un tuffo nel passato. Ma gli attrezzi agricoli non sono l'unico cimelio del signor Gianvittorio, che vi si dedica anima e corpo insieme al suo orto biologico. Mio padre nel 1888 ha fatto la guerra del 15-18 e l'ho conservato perché mio papà, quando il giornale, il manifesto, quando hanno firmato la fine della guerra, e c'ho la pagina del giornale che aveva mio papà, che è del 1915, e dopo gli hanno dato la medaglia d'oro e la croce di Vittorio Veneto. Di raccolta in raccolta, di collezione in collezione, parliamo di altre collezioni, parliamo di Palazzo Thiene, uno scrigno di meraviglie tornato da poco a disposizione della città di Vicenza. La missione è ricomporre la collezione di Quagliato. Vediamo come. Palazzo Thiene, il nuovo tempio della cultura vicentina, a pochi giorni dalla sua apertura, è già una fabbrica di occasioni, di opportunità per parlare di opere, per promuovere i grandi artisti. Uno di questi è sicuramente Nereo Quagliato, scomparso il 18 ottobre del 2012. Figlio illustre della città del Palladio, ha saputo conquistare un posto di rilievo tra i grandi scultori internazionali. Vissuto in Austria, in Germania e negli Stati Uniti, sono tantissime le opere vitali, palpitanti, che ha saputo creare e che oggi si trovano nelle chiese, nelle case, in Italia e nel Vicentino, come l'altalena di Piazza delle Poste a Vicenza o la statua dedicata a Neri Pozza in Piazzetta San Paolo. L'amore per la sua città era forte. La leggenda dice che avrebbe voluto donare una collezione di sculture a Vicenza, ma il comune, guidato da Achille Variati, avrebbe rifiutato. Per motivi di spazio il museo non poteva accoglierne più di 8. Le altre Quagliato allora le regalò alla Banca Popolare di Vicenza. Erano le più belle e trovarono posto proprio a Palazzo Thiene, sede storica di BPV. Poi la storia è nota e anche le sculture di Quagliato sono finite nel gorgo del crack. Insomma, c'era una sala dedicata a Quagliato nelle gallerie di Palazzo Thiene, ma oggi è vuota. La domanda che poniamo è: l'acquisto da parte del comune di Palazzo Thiene e l'Open Day di sabato 25 settembre non possono diventare l'occasione per chiudere i conti col passato e ricomporre la collezione di Quagliato riportandola nel nuovo museo di Vicenza? In fondo le sculture mancanti sappiamo che sono state acquistate da un vicentino. Perché non trovare un accordo per esporle a Palazzo Thiene? Sì, noi stiamo interloquendo con questo vicentino che è un amico di Quagliato che ha acquistato queste statue. Non sappiamo ancora quale sarà il risultato di questi colloqui, dovremo aspettare ancora qualche giorno per capire se c'è la possibilità di restituire alla città queste opere. Sarebbe importante averle perché c'è una sala proprio riservata a Quagliato all'interno del museo e quindi è giusto che quella sala venga riempita con 20 statue. Questo era il numero delle statue che sono state vendute, unitamente alle nostre che ce ne sono altre 5-6, può diventare un angolo importante. Io ricordo di un grande artista vicentino in termini di scultura. Bene, il sindaco si è attivato, attendiamo un lieto annuncio, manca una manciata di ore all'inaugurazione di Palazzo Thiene come nuovo museo di Vicenza, quindi bisogna fare in fretta, ancora poco e sapremo. Il ricordo di un grande calciatore andato in scena invece a Vicenza, ma davanti allo stadio.
C'era una volta lui, il campione, l'uomo, Pablito, indimenticato, indimenticabile. Numero 9 che ha legato la sua storia al calcio mondiale, nato a Prato un 23 settembre come oggi. Era il 1956, in questo 2021 avrebbe compiuto 65 anni. Davanti allo Stadio Menti di Vicenza un gruppo di tifosi, di amici, di ex compagni di squadra lo ricorda con un rinfresco, come se fosse qui anche lui, in questo tempio dello sport che è intriso delle gesta di Pablito. Papà sarebbe stato contento, anzi lo è di sicuro, che ci guarda dall'alto. Penso che Paolo dall'alto ci sta guardando e conoscendo il carattere sarà lì che ride come un pazzo a vedere questa manifestazione, questo festeggiamento per questa persona che è indimenticabile. Io sicuramente più tardi manderò un messaggio comunque al suo cellulare, poi ho ancora il numero di telefono e voglio ricordarlo ancora come ci si ricordava sempre durante il suo anniversario. Paolo è qui, ne sono tutti convinti e non è uno stratagemma per ingannare la commozione, no. Qui Pablito c'è davvero, tutto profuma delle sue gesta, del suo modo di vivere, di stare al mondo. L'amore per lui è genuino, sincero, schietto, senza tanti convenevoli. Lo dimostrano gli 8.000 iscritti al gruppo Gli Amici di Paolo Rossi e il promotore oggi annuncia grandi novità. E a breve ci sarà una grande iniziativa di street art che avrà risonanza mondiale e che coinvolgerà Paolo e un luogo di Vicenza. Non siamo ancora pronti, quando siamo pronti lo faremo sapere perché sarà una grande novità. Una sorpresa per il prossimo futuro, una certezza invece tra pochi giorni, quando questo spiazzo davanti allo Stadio Menti verrà intitolato a lui, diventerà Largo Paolo Rossi. Ci sarà questa intitolazione e siamo tanto contenti e oggi prendiamo al papà tutti insieme. Grazie. Adesso abbiamo la possibilità di sentire le ultime dichiarazioni del governatore Luca Zaia, che abbiamo intercettato fuori naturalmente dalla sede della Protezione Civile di Marghera, perché oggi non c'è stata la conferenza stampa, fuori da Palazzo Balbi perché non c'è stata giunta. L'abbiamo intercettato nel Trevigiano, abbiamo fatto con lui il punto su tutta la situazione del Green Pass, dei vaccini, dell'emergenza coronavirus, tutte le domande più importanti di questa giornata. Sentiamo questa lunga intervista in edizione integrale appena arrivata. Volevo dare innanzitutto i dati della settimana e ricordare che siamo a un RConT dell'88, quindi sicuramente dati buoni, siamo a un'incidenza del 69,1. Quindi 69,1 casi su 100.000 abitanti a settimana, una percentuale di occupazione della terapia intensiva del 6% e una percentuale di occupazione dell'area non critica del 4%. Abbiamo negli ultimi 24 ore poco più di 400 casi, stanno diminuendo le ospedalizzazioni e abbiamo avuto 6 decessi. Io penso che noi dovremmo ancora attendere almeno un paio di settimane per capire quale effetto avremo avuto dall'apertura delle scuole, perché le scuole rappresentano per antonomasia l'assembramento più cospicuo, più importante, non solo a livello di struttura scolastica, di aula, ma anche di punti di aggregazione che sono rappresentati, dalle stazioni del Corriere, dalle stazioni ferroviarie o da altro, ma anche per tutto quello che rappresenta poi di mezzi di trasporto. Stiamo continuando il monitoraggio del virus nelle scuole con il progetto delle scuole Sentinella. La prossima settimana daremo già i primi risultati dei microfocolai rintracciati. Stiamo anche elaborando una proposta da proporre a livello nazionale per avere un approccio che sia, come si può dire, un po' più confacente al fatto che non si blocchino scuole nel momento in cui ci possa essere un focolaio. Ecco, direi che la filosofia del lavoro potrebbe essere quella di dire intanto di vedere la percentuale di vaccinati all'interno della classe, che può essere già una prima discriminante, l'altra anche il posizionamento dei ragazzi rispetto all'eventuale positivo. Insomma, la filosofia è quella di non chiudere le scuole, la filosofia è quella di restare in presenza e dobbiamo assolutamente fare in modo che sia così. E continueremo ad andare avanti con la campagna di testing. Vi ricordo che i nostri positivi
oggi hanno un'incidenza sotto l'1%, siamo a 0,70, 0,80 rispetto ai tamponi fatti, siamo sempre quotidianamente sopra i 40.000 tamponi, ieri ne avevamo quasi 50.000, 52.000, insomma giornate vanno tutte sopra i 40.000 tamponi, che sono tanti rispetto alle altre regioni italiane rapportate ovviamente agli abitanti. Regioni che hanno i nostri abitanti ne fanno metà, per capirci. Ultimo aspetto fondamentale è che si chiede, appunto, si ricorda che la campagna vaccinale è in corso. Ieri abbiamo vaccinato 500 fragili su un totale di 16.000 vaccinazioni. Abbiamo molte prime dosi, si continua ad andare avanti, quindi questo 81% di veneti che si sono comunque o vaccinati o hanno prenotato la loro vaccinazione c'è. Penso che se si continua di questo passo probabilmente arriveremo anche a un 85%, ovviamente non nel brevissimo, ma insomma in un mese e mezzo, 2 mesi dovremo chiudere questa partita. Qual è la soglia per l'immunità di gregge? Ma della soglia immunità di gregge si è parlato molto, no? All'inizio si parlava del 60%, del 65%, qualcuno dice l'80%. La verità è che la popolazione più vaccinata è, più crea muro rispetto alla diffusione del virus. Intendiamoci, il vaccinato non è che può andare in giro a dire io non infetto nessuno, io non ho nessun problema, c'ho la patente di salute, di sanità. Questo no, perché il vaccinato può comunque infettarsi, ovviamente il vaccino gli darà la possibilità di avere esiti clinici molto meno invasivi di quello che magari ci sono in persone diciamo dove il virus trova un substrato vergine senza nessun anticorpo, ma voglio anche ricordare che gran parte dei vaccinati che si infettano sono asintomatici e quindi rischiano di essere degli agenti infettanti. Questo è l'altro aspetto. Fermo restando che oggi in ospedale, in terapia intensiva, dei 57 persone che abbiamo in terapia intensiva, l'80% non è vaccinato e questo la dice lunga sull'efficacia del vaccino. Presidente, scusa, un focus ancora sulla scuola, il sì. discorso che ha accennato prima, cioè per evitare la chiusura delle classi, diceva che state elaborando una proposta. No, siamo convinti di una cosa, sta lavorando la dottoressa Russo, che è sempre stata il nostro valido braccio destro, che in silenzio, con operosità e preparazione ci ha sempre fatto far bella figura, sta lavorando a un concetto di dire bene, preso atto delle linee guida nazionali, possiamo fare qualcosa di più, visto considerato che le linee guida nazionali vengono sempre costruite partendo dal Veneto. Possiamo essere ancora più innovatori e fare in modo che questa fase di convivenza col virus sia vissuta ancora in maniera ancora meno, come si può dire, preoccupante, e quindi riusciamo a gestire. Faccio l'esempio, se in aereo c'è un positivo, non è che va in quarantena tutti coloro che erano in quell'aereo. Oggi c'è una modalità che dice 2 posti in diagonale, 2 posti a destra, 2 posti a sinistra, 2 posti davanti, 2 posti dietro. Cioè si crea una bolla, no? Si dice quella è la bolla che deve andare in quarantena. Chi ha la 20ª fila dal contagiato continua a fare una vita normale. Quindi portare innovazione all'interno delle aule affinché, se anche dovessimo avere un positivo, non vadano tutti in quarantena. Considerando anche quanti saranno vaccinati, considerando il 64% dei ragazzi in età scolastica dei 12-19 anni sono vaccinati in Veneto. Anche questo bisogna ricordarlo. Presidente, ci sono ancora sempre tanti tamponi, gente che usa il tampone per avere il Green Pass. Questa è una prerogativa, io non entro in questi discorsi, visto e considerato che queste sono decisioni prese a livello nazionale. Dico semplicemente che oggi noi i tamponi li facciamo per il contact tracing. Dovrebbero trovare una soluzione, ad esempio per i lavoratori. Consideriamo che c'è una contingente di persone che non si può vaccinare, non che non vuole vaccinarsi, quindi forse prezzi più calmierati, come abbiamo chiesto noi presidenti della regione, sarebbe una vera via. E poi magari pensare anche che le 48 ore potrebbero diventare 72 ore, questo aiuterebbe ancora di più. Ovviamente resta come faro il tema della campagna vaccinale, piaccia o non piaccia. Oggi l'unica via d'uscita è rappresentata da questa. Purtroppo l'idea di dire che è solo un'influenza e tutti si possono curare a casa, magari fosse vero. Poi abbiamo il sindaco Sciuschi che oggi, perché non è vaccinato, ha messo il banchetto fuori a fare il ricevimento sindaco. No, non so niente.
Presidente, c'è un tema delle badanti che non si vogliono vaccinare, ne avete conto? È un allarme secondo voi oppure? No, ce ne sono molte di vaccinate, dopodiché non le so dire la percentuale dei vaccinati e dei non vaccinati su quel fronte, su quel comparto, però comunque ce ne sono di vaccinati. Grazie ragazzi, buon lavoro. Tanta carne al fuoco, tanti temi di cui ha parlato il governatore Luca Zaia ai nostri microfoni. Naturalmente poi questa sera ve ne daremo conto anche nel corso della nostra informazione TG Bassano, TG Vicenza, perché molti dei temi di cui ha parlato Zaia sono di stretta attualità e li stiamo valutando, verificando, approfondendo sul territorio. Ci sono ancora da capire alcuni fatti di cronaca, come andranno a finire, c'è da capire chi sono i ragazzi che lanciavano sassi dal cavalcavia sulla strada pedemontana veneta, c'è da capire quali sono le ricadute vicentine, bellunesi e padovane dell'inchiesta della Guardia di Finanza sul movimento politico che iscriveva alle iscrizioni, in pratica alle elezioni, persone inconsapevoli, quindi con tutta una serie di indagini in corso, di persone indagate e molte altre situazioni complesse ancora da capire. Tutto questo lo vediamo nei nostri telegiornali di questa sera. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringraziamo Alessandro Costacurta e Renzo Rigon in regia, ringraziamo tutti i nostri giornalisti che ci hanno permesso di raccontarvi quello che sta succedendo in Veneto e vi auguriamo un buon pomeriggio.